buongiorno a tutti, benvenuti alla 13ª edizione del Digital Meet, quindi credo che sia sicuramente un momento veramente importante, almeno per quello che ci riguarda. Poi vorrei oggi ricordare una cosa che questa edizione non richiama tanto nell'aspetto dell'alfabetizzazione, della tecnologia, dell'intelligenza artificiale, dell'umanizzazione stessa di come si sta andando verso a questo, ma ricordo oggi più che mai questa sala dove siamo qui riuniti, che è la sala Nassirya, che vedete, quelle due targhe che vedete alla vostra destra e alla vostra sinistra, che una è che prende il nome appunto le vittime dell'attentato il 12 novembre 2003 e l'altra di tutti i caduti nelle missioni italiane all'estero di pace. Oggi sembra, ci auguriamo, forse si sta chiudendo uno dei contesti che abbiamo visto in questi ultimo anno è qualcosa che ci ha fatto tutti, uso un termine etico, uso il termine riflettere, potrei usare moltissimi altri termini, che è quello che vediamo della guerra che c'è stata chiaramente in Medio Oriente, Israele, Gaza, eccetera, palestinese. Se è vero, chissà che si chiuda questo aspetto con la speranza che si chiuda anche quella qui più vicino a noi, che è quella con l'Ucraina. E credo che questo vada ricordato in apertura della nostra 13ª conferenza stampa del Digital Meet. Cosa importante. Facciamo sentire un applauso che al di là di qualsiasi considerazione, la vita, per quello che mi riguarda, la vita di ognuno di noi, la vita di una persona non ha prezzo, è talmente alto che quindi la pace è quello che tutti noi auspichiamo. E questo è l'aspetto. Quindi benissimo, ben arrivati alla 13ª edizione di questo Digital Meet, di questa conferenza stampa. Chiaramente saluto l'amico Gianni Potti, che tutti voi conoscete, il professor Paolo Gubita, che ormai anche lui è di casa, ma anche vorrei dire il professor Sperduti, che appunto è delegato della rettrice Mappelli su questa per oggi, per questa 13ª edizione. Dopo ci saranno oggi pomeriggio gli altri interlocutori che saluto assieme chiaramente a tutti voi, che fa piacere essere qui con noi. Oggi verrà presentata, io farò una cosa brevissima, una ricerca sul digital content creators, e credo che questo sia un aspetto interessante, importante, in un momento in cui gli investimenti e la possibilità anche da un punto di vista politico, ma non solo, che l'Italia possa essere sempre più alfabetizzata in questo contesto. Siamo passati dal 27° al 18° posto per quanto riguarda la posizione di miglioramento per alcune aree, i servizi digitali ai cittadini, nella pubblica amministrazione, però possiamo dire che siamo ancora indietro al 25° sull'alfabetizzazione digitale, quindi di lavoro ce n'è, però se guardiamo indietro molto è stato fatto, molto c'è da fare, ma molto è stato fatto. Il Digital Meet rappresenta proprio un contesto fondamentale, importante per la nostra nazione, per raggiungere l'obiettivo di essere fra qualche anno primi in Europa, per caso, perché questo è l'obiettivo di ognuno di noi, no? Di far sì che tutti noi, tutte le nostre aziende, tutti i cittadini possano essere almeno a una alfabetizzazione, vorrei dire, la minima indispensabile per poter accedere a tutti i servizi che oggi ci sono all'interno della pubblica amministrazione e della vita di tutti i nostri giorni. Dall'altra parte, chiaramente, quella che è invece l'alfabetizzazione, i nuovi contesti delle imprese e sempre più che sono digitalizzate. Do solo questo dato: in 8 anni il numero è aumentato del 185% delle nostre imprese in modo esponenziale, in modo particolare per le piccole e medie imprese. E questo è fondamentale, perché la grande impresa si può concepire, no? Ma la piccola e media impresa, che è fatta per caso tante volte dalla persona singola o da piccole cose, è il nostro tessuto socio-economico portante della nostra società, in modo particolare nel nostro territorio del Veneto, ma vorrei dire in molte parti d'Italia, se non in tutta Italia. E credo che questo sia un aspetto importante, e mi fa sorridere, ma in senso positivo e importante, il motto che ha usato la Confartigianato, quindi una
delle associazioni, la più grossa delle imprese in questo mondo, delle piccole imprese, che ha paragonato l'intelligenza artificiale, l'IA, all'IA artigianale, l'intelligenza dell'artigiano, perché è quella di creare con le mani, con l'intelletto, che vorrei dire che poi appartiene a ognuno di noi, quello che è il futuro del nostro lavoro, ma anche della nostra vita. Ecco, io credo che questo sia uno degli aspetti importanti e fondamentali. Quindi questo vuol dire generare valore e credo che questo sia uno dei contesti che noi abbiamo di fronte. Digital Meet sta generando veramente valore per la nostra società, per la nostra nazione, per l'attenzione che ha saputo dare in tutti questi anni, che darà oggi e anche nel futuro per creare questo aspetto e per chiaramente far sì che la digitalizzazione di ognuno di noi sia sempre più presente all'interno delle nostre case, del nostro lavoro, nella pubblica amministrazione, ma in modo particolare nella nostra società. Io credo che tutto questo sia un po' l'aspetto che io volevo oggi farvi presente, senza entrare chiaramente nel merito della ricerca che poi chiaramente chi mi precede susseguirà negli interventi lo saprà fare chiaramente nel miglior dei modi, come sempre, come tutti gli anni, vorrei dire, rispetto a dei contesti sempre più attenti all'evoluzione che abbiamo di fronte per quanto riguarda chiaramente tutto il grande mondo della digitalizzazione, dell'informatica, in modo particolare verso l'intelligenza artificiale, che noi siamo uno dei pochi paesi che anche l'ha regolamentata con la nuova legislazione, però altrettanto forse dovremmo capire qual è l'aspetto importante nell'umanizzazione dell'intelligenza artificiale rispetto alla vita di ognuno di noi. E credo che questa sia la grande scommessa che abbiamo nel futuro, ma come tutte le innovazioni non è che dobbiamo guardare in avanti, e credo che questo sia uno degli aspetti che abbiamo comunque importanti. Grazie, buona continuazione. Darei, parti tu, la parola a Gianni Potti. Senatore Questore, grazie. Sono un po' di anni che ci ospiti e noi siamo onorati perché Digital Meet è cresciuto in questi anni anche grazie al Senato e alla tua presenza. Diamo anche l'informazione a chi non segue la politica che sei più impegnato di prima per una recente nomina importante per il nostro Paese, perché sei tra quelli che guidano la compagine governativa, quindi in qualche modo non c'è più solo quel ruolo, ma ce n'è un altro. Quindi io farei un applauso comunque al Senatore. Ciò detto, vado per titoli velocemente. Vedo tantissimi amici, partner, sostenitori, Gianni Dal Pozzo, Presidente nazionale dei servizi innovativi di Confindustria, Professor Conti, che poi sarà di scena più domani, piuttosto che Alessandro, che invece lo sarà già oggi pomeriggio con il Ministro e il Vice Ministro. Saluto collettivamente e portate pazienza, ma dietro a questo c'è il lavoro del Comitato Scientifico, quando guardo Laura penso a questo, o Paolo Gubitta, c'è il lavoro di tantissimi volontari e ne vedo anche un paio qui in sala quest'oggi. In poche parole Digital Meet si poggia attraverso queste figure e nei prossimi giorni, dal 20 al 25, avremo in tutta Italia più di 150 eventi in contemporanea nei 5 giorni di ottobre. Ma non è solo gli eventi, ma è portare una filosofia che dice cosa? L'ha già anticipato molto bene il Senatore Del Poli. L'Italia indietreggia nell'alfabetizzazione digitale, incredibile ma vero, giusto Laura? E questo è il dato con il quale dobbiamo fare i conti. La seconda cosa è che il cambiamento non si ferma mai, continua sempre, quindi o noi Italia prendiamo il bus che ci porta a un minimo traguardo migliorativo, altrimenti usciamo dal gioco, perché la partita, oggi mi insegnerai che è Stati Uniti, Cina o qualcosa del genere,
ma l'Europa, prima ancora che l'Italia, non c'è nella partita. 13ª edizione, dedicata alle competenze e al capitale umano. Siamo un po' tornati indietro, perché alla 4ª, 5ª edizione ci eravamo occupati di questo, ma il Comitato Scientifico ha voluto tornare su questo argomento in maniera ancora più netta, perché qui sì che il Parlamento potrebbe fare qualcosa. Mettere in filiera il governo, le scuole, le università, gli ITS, che io chiamo sempre l'Oriali del digitale, cioè, per dirla con Ligabue, se no mi dite che sono impazzito, perché sono quelle figure che non fanno gol, non sono decisive a parare, però se non ci sono la barriera di Oriali e dintorni a metà campo non andiamo da nessuna parte. Quindi, dicevo, ITS, licei, scuole tecniche e via di. Se non si crea questo percorso, adesso in ritardo, ne parlavamo con la rettrice delle nostre parti, stanno nascendo corsi, opportunità, master, cose diverse, ma siamo in ritardo di 5, 7 anni, 8, non lo so, rispetto agli altri paesi. Chiudo accennando a 2 cose molto carine che abbiamo voluto fortemente nonostante i tempi super rapidi. A fianco ai dibattiti, eccetera, è nato da 4 giorni il podcast di Digital Meet. Vi invito ad andarlo a vedere, sono 5 puntate in cui raccontiamo la storia attraverso voci di chi è stato ospite nostro, di chi anima la pista digitale e vari personaggi. La seconda cosa è Jump to Digital, che è quel gioco che forse qualcuno si è domandato, una sorta di Monopoli del digitale e dell'intelligenza artificiale, una cosa veramente molto carina, che però cito solo e non vado oltre perché poi ci sarà Giorgio Nicastro che in un minuto ce lo racconterà. Io ho terminato e vi ringrazio ancora molto per essere qui questa mattina. Allora, Senatore, io partirei chiedendo, noi diciamo sempre un minuto perché ci sono varie voci che vogliamo ascoltare, in particolare nuovi amici che si sono aggiunti a quelli precedenti e ringrazio gli uni e gli altri. Partirei dal vicepresidente di Federmanager, associazione importante, molto importante nel Paese, Gerardo Zei, e con lui saluto anche l'amico Quercioli che è il presidente. Ti farei parlare dal podio. Grazie per essere qui con noi. La parte manageriale è una parte pesante per il Paese, importante. Grazie a voi. In effetti, allora noi siamo Federmanager, la federazione che rappresenta i dirigenti industriali, quindi circa 140.000 dirigenti di tutte le aziende industriali italiane. Chiaramente, diciamo, noi crediamo molto nel sviluppo della cultura manageriale, perché non si tratta solo di una realtà che deve difendere i diritti dei manager, ma una realtà che deve aiutare il Paese a svilupparsi tramite una rete di rapporti tra i manager. Per quanto riguarda la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale, che oggi è la frontiera della digitalizzazione, vi lancio solo una brevissima suggestione, una pillola. Il problema che noi vediamo dentro le aziende in questo momento non è tanto di formazione di base, quanto di resistenza al cambiamento della cultura dentro l'azienda. Faccio un esempio solo che credo chiarisca bene. Ci sono moltissime aziende che hanno dei grandissimi database, aziende che fanno costruzioni, che fanno sviluppo, che potrebbero essere utilizzati con l'intelligenza artificiale per la reportistica, per la reportistica previsionale, per gli stati di avanzamento lavori. Il grande problema non è che non ci siano i progetti, ma che i dati non sono puliti e chi se ne occupa ha una resistenza culturale, perché oltre ad essere un grande lavoro, di fatto lavora a togliere a se stesso il lavoro. Allora bisognerebbe fargli capire che toglie a se stesso un lavoro peggiore per averne domani uno migliore. E questa è la resistenza culturale che noi vediamo. È una delle tante problematiche, ma penso sia interessante. Grazie mille.
Grazie a Gerardo Zei e ora Giorgio Nicastro, fondatore e CEO di Way Out Consulting. E un saluto anche a Roberto Finocchiaro. Grazie innanzitutto per avermi invitato qua, per avermi dato la possibilità di avere questo momento per spiegare la nostra iniziativa, che cosa stiamo facendo. Ecco, si è parlato di priorità importanti, no, del Paese, e mi piace parlarne qua, dove è un posto dove, ecco, dove si decidono priorità importanti. Ecco, lì dietro sullo schermo vedete abbiamo fatto un piccolo video che fa vedere attività di gioco, perché la mia società, Way Out Consulting, si occupa fondamentalmente di processi di leadership, di consulenza aziendale e di formazione manageriale, che abbiamo appena sentito quanto è importante. E dal 2012 diciamo che siamo abbastanza diventati famosi perché abbiamo trasportato i temi più importanti del management e della leadership sul tavolo da gioco, quindi creando dei business game, creando un nuovo modo di fare formazione divertente, stimolante, coinvolgente, che è quello che vogliamo fare anche adesso qui, è il motivo per cui siamo qua a parlare di questa opportunità. Ecco, quando pensiamo al digitale oggi si parla veramente di una rivoluzione culturale, perché bisogna capire che digitale non è più il software, ma digitale è il mondo, è il terreno da gioco dove andiamo a giocare le partite domani mattina. Ecco, si è appena parlato di resistenza al cambiamento, e questo è veramente il tema più importante, perché quando parliamo di alfabetizzazione digitale stiamo parlando di una nuova cultura, una nuova lingua da parlare, e sappiamo bene che quando parliamo tutti la stessa lingua le cose funzionano. Quando non parliamo la stessa lingua purtroppo le cose non scorrono più bene. Ecco, Jump to Digital è un business game che abbiamo concepito proprio per aiutare le persone, la popolazione delle aziende, che sono chiaramente il nostro core business, ma anche eventualmente di scuole, istituti scolastici, insomma tutto dove può essere impiegato questo tipo di format, non per parlare di alfabetizzazione digitale, per fare alfabetizzazione digitale, per fare in modo che le persone facciano delle cose nel gioco, anche se sono simulazioni, ma che li avvicinino a questa nuova cultura. Ecco, quello che noi abbiamo imparato in tutti questi anni è che il cervello impara quello che fa, non quello che gli viene detto. Ecco, quindi vogliamo sfruttare questa tecnologia proprio per aiutare questo cambiamento importante. Siamo qua e abbiamo accettato volentieri, ringrazio ancora il dottor Potti questo invito, perché siamo partner di Digital Meet, non solo perché è un movimento importantissimo e interessante, ma perché è un movimento che sta generando questo cambiamento. E per fare questo cambiamento di alfabetizzazione digitale evidentemente non basta un tutorial su YouTube, ci vuole qualcosa di più. Ecco, quindi il gioco da tavolo adesso non vi sto ad annoiare, l'abbiamo portato solo il tabellone da farvi vedere, se qualcuno di voi poi è curioso ne parliamo volentieri dopo. Ecco, però perché funziona? Perché non è basato su una teoria, ma su una pratica accessibile a tutti, a persone di diverse culture, di diverse età, quindi cercando di mettere intorno al tavolo da gioco persone che debbano affrontare appunto questa nuova cultura. Cosa portano a casa le persone? Sciolgono la confusione, si portano a casa dei dati stabili, un approccio, ecco, principalmente per capire quello che prima il presidente di Federmanager ha spiegato molto bene. L'intelligenza artificiale non è un nemico. Non possiamo vedere o permettere che le persone che lavorano nelle imprese, che sono appunto il tessuto importante della nostra nazione, che vedano l'intelligenza artificiale come un nemico, ma devono vederlo come un alleato, un complice importantissimo che gli può togliere parti importanti, ingombranti di lavoro e permettergli di fare le parti più interessanti del loro lavoro. Quindi non vi voglio annoiare più di tanto, il concetto del gioco è semplicemente basato su un motto che noi usiamo da tempo. È una frase che viene attribuita ad Albert Einstein, niente proprio di meno. Non lo so se l'ha detta Albert Einstein, ma mi piace tantissimo, ve la cito. Imparare è un'esperienza, tutto il resto è solo informazione. Grazie per l'attenzione. Allora, no, a me adesso faccio una battuta, no? Che stiamo parlando di digitalizzazione, vedo che sta funzionando bene quei fogliettini di carta. È un'integrazione tra bene. Anch'io uso la stessa cosa per fare va meglio. E do volentieri la parola a Gianluca Spolverato, Managing Partner di WeLegal e founder di Laborability. Direi una delle principali realtà italiane nel mondo del lavoro. Saluto anche Simone Fiuperi. Prego. Tanto grazie. Io
qui porto il punto di vista di Laborability, che è un media che parla di lavoro. Parla di lavoro alle persone. Perché ci interessa aderire e partecipiamo a questo progetto? Perché il tema della digitalizzazione nelle aziende, di mettere insieme digitalizzazione, comunicazione e lavoro, è un tema oggi chiave. Quindi con il linguaggio del media che parla con nuovi linguaggi alle persone in carne e ossa, cerchiamo di mettere insieme. Non si sente? No, perché se no non si registra se non parla al microfono. Grazie. Va bene, ma non rifaccio, la dico solo una battuta. Laborability è un media che parla di lavoro alle persone. La digitalizzazione oggi è una priorità per il nostro Paese. Il nostro compito è mettere insieme i temi del lavoro con i temi della digitalizzazione, portando questo linguaggio dentro le aziende. Con questo ci impegneremo come Laborability e per questo abbiamo aderito a Digital Meet. Grazie. Grazie anche per la sinteticità, che è sempre un valore. Last but not least, ultimo della fila, ma non ultimo, Corrado Creston, amministratore delegato di Add Value, importante azienda veronese. Buongiorno a tutti e grazie anche da parte mia, Gianni, senatore. Sì, io sono CEO di un'azienda di Verona con 200 dipendenti e circa 50 collaboratori esterni e facciamo software, diciamo, da 30 anni, quest'anno festeggiamo il trentennale, quindi insomma un grande traguardo a dicembre. Ecco. Infatti abbiamo deciso con i nostri ragazzi di progettare un gioco aziendale con l'occasione del trentennale, quindi questo? Sì. E ecco perché appunto per riscoprire l'aspetto della relazione, perché noi ci occupiamo di intelligenza artificiale, abbiamo delle soluzioni e anche di blockchain, che è un'altra frontiera dell'innovation. Però diciamo, ecco, qua si apre un tema molto importante perché pensando al futuro, anche recentemente a un convegno delle banche, adesso si parla di agentic AI, cioè quindi possiamo immaginare domani un futuro dove avremo degli agenti, che sono dei software alla fine, perché parliamo sempre di software, che si muovono per nostro conto per reperire informazioni e per fare azioni. Pensiamo adesso alla prossima frontiera della guida autonoma, ad esempio, no? Perché oggi diciamo, l'AI viene utilizzata soprattutto per darci informazioni e fare delle previsioni, i famosi predictive maintenance, per esempio, per le imprese di metalmeccanica, eccetera, no? E il prossimo step sarà quello di un AI che fa anche delle azioni, quindi nel momento in cui verrà autorizzata la guida autonoma, ad esempio, vuol dire che ci sono degli algoritmi che guidano. Okay? Quindi ecco, questo è ovviamente un mondo che sta andando alla velocità della luce e allo stesso tempo però ci sta condizionando la vita. Quindi insomma anche, questo è anche un pensiero condiviso con i nostri ragazzi della nostra azienda, di non perdere la relazione, anzi diciamo che dato che gli automatismi che verranno dall'AI saranno sempre più potenti, la vera differenza sarà fatta da chi saprà curare le relazioni, diciamo, in modo, io dico sano innanzitutto, e profittevole per i propri business, diciamo, nell'interesse ovviamente comune. Questo. Grazie. Grazie Corrado Creston, 40 secondi lo spot di Digital Meet 2025. Forse manca l'audio.
A questo punto io chiederei un cenno di saluto, visto che abbiamo fatto la conferenza stampa con la magnifica rettrice l'altro giorno, al delegato, non solo per questo che è un onore, ma anche direttore della parte di IAI della Kessler di Trento, nonché autorevolissimo professore dell'Università di Padova, Alessandro Sperduti. Grazie. Grazie Gianni, grazie Senatore per avermi ospitato. Porto ovviamente i saluti della rettrice, è sempre un piacere per l'Università collaborare insieme a Gianni e contribuire con le conoscenze dell'Università. Quest'anno, come al solito, abbiamo contribuito in maniera abbastanza sostanziosa. Mauro ovviamente Conti, professor Conti è il primo a contribuire, insieme anche al laboratorio software faranno anche un approfondimento su come diciamo, la cyber security e le leggi anche si intersecano fra di loro. Ci sarà anche un contributo su quanto riguarda gli aspetti cognitivi, perché la programmazione migliora, è stato provato dal punto di vista scientifico la capacità cognitiva delle persone. Si vedrà come il digitale aiuta molto in ambito medico e col potenziamento dell'intelligenza artificiale ancora di più, e ovviamente temi che riguardano l'applicazione del digitale e dell'intelligenza artificiale nelle reti innovative del Veneto sarà anche un altro degli argomenti. Ci sarà anche una presentazione dell'area informatica dell'Ateneo di Padova per, non so se sapete, già c'è Lucrezia, che è il chat intelligente dell'Università di Padova, ma adesso si sta mettendo in campo anche avatar basati sulle AI che aiuteranno appunto nel percorso didattico gli studenti. Quindi, non voglio dimenticarmi invece un ospite che abbiamo invitato dall'Università di Pisa, il professor Ferrari, che invece parlerà, è molto importante, di un'esperienza di come l'intelligenza artificiale ha permesso a un gruppo di persone disabili, quindi non in grado di comunicare in maniera normale, di esprimere invece i propri sentimenti, di scrivere dei testi, di generare delle immagini su come loro si vedono, e quindi questo diciamo, mostra l'aspetto anche etico che l'intelligenza artificiale può avere di potenziamento di quelli che sono secondo me gli obblighi che noi abbiamo verso persone che non hanno le nostre stesse capacità. Allora, siamo al momento della ricerca realizzata dal professor Paolo Gubitta, docente dell'Università di Padova, e da Infocamere Nicolò Stambolis, data scientist di Infocamere, forse arriverà anche Paolo Ghezzi. Io vi cedo molto volentieri la parola, anche perché mi intriga Digital Content Creator, già da lì dipaniamo la materia. Prima di entrare nel merito della ricerca, questa ricerca è stata fatta solo perché Infocamere ha una base dati strepitosa, per cui Nicolò, se vuoi brevissimamente indicare un paio di punti sul tema, e poi in 7-8 minuti, senatore, cerco di sintetizzare il valore aggiunto di questa ricerca. Prego.
Pochissimo, grazie a tutti, buongiorno, grazie senatore e grazie Gianni Potti al team del Digital Meet per l'invito. Infocamere gestisce per conto del sistema camerale il registro delle imprese, che è una vera e propria anagrafe economica nazionale che detiene il dato ufficiale di oltre 5 milioni di imprese, oltre 1 milione di bilanci depositati ogni anno. A partire da questa fonte informativa abbiamo lavorato insieme al professor Gubitta per darvi una prospettiva originale, quindi entrare un po' nello spirito del Digital Meet, che è quello di raccontare l'innovazione digitale del Paese. Abbiamo analizzato i dati del registro delle imprese tramite nuove tecniche di analisi testuale. Il dato testuale diventa una nuova fonte informativa che oggi si può analizzare ed interpretare. Ed è proprio a partire da questa base, dal dato testuale analizzato tramite tecniche di machine learning, che abbiamo impostato la nostra analisi, che adesso il professor Gubitta vi racconterà. Grazie. Vuoi spiegare a questo punto il prompt di Gemini un attimo, cioè tecnicamente cosa avete fatto e poi io vado sui contenuti. Perfetto, allora tecnicamente siamo andati un po' oltre le tradizionali categorizzazioni della teco settoriali e siamo andati proprio nel vivo dei dati, degli oggetti sociali e delle descrizioni attività delle imprese, quindi che cosa ci dicono di fare queste aziende, e siamo andati a partire da una lista di parole chiave definite da noi umani, diciamo, le abbiamo rafforzate dandole in pasto con un prompt dedicato a Gemini e abbiamo creato appunto una lista più estesa di parole semanticamente collegate appunto alla digital content creator, quindi questa nuova forma imprenditoriale che si sta affermando. Bene, grazie Nicolò, ed è per grazie a Nicolò e a tutto il team di Infocamere, senza il quale oggi non sarei qui a sintetizzare la ricerca che abbiamo fatto. Parto dalla fine condividendo con voi il valore aggiunto, secondo la nostra prospettiva di questa ricerca, in maniera sintetica. Noi per anni abbiamo considerato l'alfabetizzazione digitale o digital literacy come un diritto di cittadinanza. Questa ricerca ci dice che l'alfabetizzazione digitale è una risorsa per l'imprenditorialità. Da certi punti di vista, quello che è successo nella seconda metà del Novecento, negli anni 70, la specializzazione flessibile, il saper fare ha dato vita a un nuovo modo di fare impresa che ha generato poi in Italia un grande sviluppo. Oggi sembra che la digital literacy sia una nuova competenza imprenditoriale e quindi, senatore, poi la responsabilità di chi ci rappresenta di fare in modo che non solo il saper fare manuale, ma anche queste competenze diventino diffuse e alimentino un nuovo ciclo di sviluppo industriale. Ci dice anche questa ricerca che c'è una generazione, la Y e la Z in particolare, che ha dimostrato di saper trasformare le skill digitali in business, la reputazione in capitale relazionale, la creatività in valore. Queste imprese sono imprese che, per le cose che vi dico fra qualche minuto, aiutano anche ad unire l'Italia, a ricucire l'Italia, la rendono un po' più democratica in termini di accesso all'imprenditorialità, perché la risorsa chiave per generare impresa non è quello che hai o che hai ereditato, ma quello che sai fare e che hai imparato a comunicare bene. Bene, detto tutto questo, qualche numero che sostanzia le cose di cui vi ho appena parlato. Allora, con il team di Infocamere abbiamo definito questo ambito delle imprese di digital content creator e le abbiamo classificate in due tipologie. Quelle core, quindi quelle nate per creare contenuti digitali, e quelle ibride, che rappresentano l'evoluzione di alcuni settori consolidati, come ad esempio quelli della moda, del food, del benessere e dell'education, che cominciano a inserire nelle loro
descrizione attività o negli statuti se sono di nuova creazione, le parole di cui Niccolò Stamboglis prima ci ha parlato. Quindi le abbiamo divise in queste due grandi categorie e poi, per dare un po' più di significatività o di certezza in qualche modo ai risultati raggiunti, un campione di controllo fatto di 4 unità statistiche per ogni impresa di creazione di contenuti. Bene, tutto ciò detto, qualche numero per descrivere e poi le performance. Le imprese che creano contenuti digitali sono cresciute dal 2015 al 2024 da 8.918 a 25.429 imprese. Un incremento significativo che ha avuto, inutile dirlo, ma non è stato l'unica ragione di sviluppo, nella pandemia e quindi nella necessità di ricorrere a servizi o attività veicolate in termini, diciamo con il media digitale, ha avuto un boost, ma non è stata l'unica ragione che ha creato questa crescita. Come vi dicevo, queste imprese possono essere concepite come uno strumento originale, inedito, di coesione territoriale. Perché? Perché se andiamo a vedere la ripartizione per territori, il tradizionale stantio, mi verrebbe da dire, divario nord-sud sostanzialmente si annulla. Qui parliamo solo di numero di imprese, non l'abbiamo fatto ma si potrebbe fare. Se lo facessimo in relazione al numero di persone residenti, molto probabilmente vedremo un incremento, diciamo una presenza ancora più importante in alcuni territori che tradizionalmente, quando parliamo di imprenditorialità, non ne escono bene. In questo contesto ne escono meglio. La chiave qui in termini così di policy e quindi non dico di consiglio ma di riflessione assieme all'organo politico è che creare grandi centri di aggregazione come Milano lo è per il nord, in alcuni territori del sud, Napoli lo è già, Roma lo è già, creare poli di questo tipo può rappresentare uno strumento per permettere lo sviluppo imprenditoriale, prevalentemente magari di imprese ibride e non solo core, per aiutare il territorio a crescere. Allora vi dicevo che abbiamo diviso le imprese in core e in ibride. Le ibride rappresentano, se volete, una nuova opportunità o se volete un nuovo, quello che prima era la piccola fabbrichetta manifatturiera degli anni 70 per chi aveva voglia di fare impresa, oggi con una certa frequenza è l'attività di creazione di contenuti digitali. Sapevo lavorare al tornio come dipendente, mi metto in proprio, ho le competenze digitali, so comunicare, so creare reti relazionali, lo metto a valore creando la mia impresa, ma ci sono anche le imprese ibride. Le ibride sono, come ho provato a dire prima, l'impresa del benessere, dell'education, della moda, del food, che nella sua attività inserisce le parole chiave che abbiamo definito e quindi si impegna ed evidentemente chiederà servizi o competenze dall'esterno, si impegna a veicolare il proprio valore anche attraverso queste nuove modalità digitali. La crescita è importante per entrambi i gruppi, in termini quantitativi le core sono superiori, ma non è tanto il numero assoluto quello che ci interessa, è la crescita che potremmo definire importante per entrambi. Dicevo prima citavo prima le generazioni Y e le generazioni X, e la generazione scusate, Y e Z, la X sono io, non faccio parte di questa categoria, e le imprese di cui stiamo parlando sono prevalentemente per circa l'80%, poco più, sia nelle ibride sia nelle core, imprese che sono nate negli ultimi 10 anni. Quindi sia imprese in settori che hanno un'assonanza con il Made in Italy, wellness, tutta la filiera turistica, tutta la moda. Ecco, imprese nate in questo periodo che fanno quel mestiere ma nascono già con la vocazione non solo manifatturiera ma anche digitale. Ecco, questa
la presenza di imprese giovani ci dice che rappresentano territori dove le nuove generazioni possono andare a mettere in forma imprenditoriale la loro vocazione e le loro competenze. Ieri pomeriggio, senatore De Poli, ero con il presidente di Confindustria Veneto a parlare del tema del capitale umano, la circolazione dei cervelli. Ecco, questo potrebbe essere un modo per permettere ai cervelli dotati anche di digital literacy di rimanere qui a fare imprese e, perché no, ad attirare anche cervelli dall'estero anzi. Un ultimo tassello che lascio sullo sfondo, scorro velocemente, sul valore generato. Non stiamo parlando di numeri grandissimi, ma siamo all'inizio del percorso, ma non di segmenti diciamo marginali nell'economia del nostro paese. Un dato sulle performance, ne cito solo uno, e il dato sulla performance che mi piace citare è l'EBITDA mediano. Cioè il motore ha grip, la macchina genera valore o no? La ricerca ci dice, analizzando i bilanci tra il 2020 e il 2024, che le imprese native digitali, diciamo di digital content creator, core, cioè nate per fare quel mestiere, hanno un EBITDA su tutto l'arco, ancorché un po' altalenante, superiore al gruppo di controllo che ho citato all'inizio, quindi a imprese appartenenti allo stesso territorio con le stesse caratteristiche dimensionali, ma che non hanno nelle loro attività le parole che le identificano come content creator, quindi generano più valore e quindi rappresentano una risorsa come la piccola fabbrichetta degli anni 70. Esattamente lo stesso valore. Lascio sullo sfondo il tema del numero di dipendenti, insomma della crescita delle maestranze. Sono tutte imprese piccole ed è normale che siano piccole, anche le nostre imprese degli anni 70 erano piccole ed erano manifatturiere, possono permettersi di essere piccole anche queste. Sarà compito nostro creare le condizioni affinché tra queste imprese ci sia qualche unicorno, perché ne nascono N. Così come per le imprese manifatturiere sono nate piccole e poi sono diventate grandi, potremmo creare le condizioni affinché questo succeda anche in questo caso. Ultimo dato è il dato anagrafico. Vi dicevo prima che la generazione che vive e che manda avanti queste imprese è la Y e in previsione la Z, ed è vero, perché se andiamo a vedere l'età media delle persone che hanno cariche, diciamo procure piuttosto che responsabilità indicate negli organi e nei documenti ufficiali, ecco, queste imprese sono imprese guidate da under 50. Io sono fuori. Se questa è l'età media, molto probabilmente più avanti andremo, e se sapremo creare delle condizioni di contesto per favorire la crescita e lo sviluppo di queste imprese, molto probabilmente aiuteremo i cervelli del nostro paese a rimanere, i cervelli che portiamo nelle nostre università a rimanere e i nostri cervelli che sono andati all'estero a tornare. Grazie. Bene, io do semplicemente un'informazione di servizio perché c'è un pranzo qui vicino, comunque Francesca ed Alice ci diranno. Senatore, io più che ringraziare nuovamente, noi divulgheremo la ricerca nei giusti modi anche nei prossimi giorni, anche dal vivo, oltre che sulla stampa e nelle televisioni. Avremo modo di interloquire assieme oggi e domani e passiamo dal manifesto di Piediluco a quello Umbro, l'abbiamo chiamato, perché saremo a Terni anziché al lago di Piediluco. Grazie ancora e ti cedo la parola se
ci onori di chiudere le conclusioni. Grazie Gianni, grazie a voi, grazie a tutti gli intervenuti, ma soprattutto questa ricerca mette, secondo me, almeno così come l'ha illustrata il professor Gubitta, ci fa vedere due cose. La prima, che è una delle prime cose che ha detto, è che le imprese aiutano a unire l'Italia. E su questo aspetto, quindi le imprese digitali che hanno questo contesto, abbiamo visto che riescono a unire l'Italia, perché abbiamo un nord che cresce molto meno del sud, e questo dovremmo fare un'analisi del perché rispetto alle nostre aziende digitali. Lo vediamo in termini positivi, direi, no? No, lo vediamo in termini positivi, ma era una riflessione ad alta voce, forse perché sull'età media delle figure con ruoli di governance del sistema abbiamo meno cambio al nord che al sud, potrebbe essere, essendo qui una governance importante che è partita da tempo, forse di là c'è una governance diversa, non lo so, questa nella ricerca non l'ho vista, dovresti... Con il team di Infocamere, aggiungo solo una cosa, senatore, uno degli scenari che si sta... Solo al nord potrei essere preoccupato, invece no. voglio dire, lo faccio sorridendo, invece credo che sia un aspetto importante per riportare l'Italia allo stesso livello, chiaramente e giustamente. Dobbiamo capire cosa dietro c'è, anche perché abbiamo visto che l'EBITDA è molto più interessante per le aziende core, quindi quelle molto più digitalizzate, quelle che hanno un aspetto importante, ma questo credo che sia quello dalla cyber che citava prima il professore, a tantissime altre cose, dalla IA, credo che abbiamo aspetti interessanti nel nostro futuro. Ma ecco, questo per la domanda di prima potrebbe essere interessante capirla. Solo una battuta su questo. Oltre alle cose che ho sintetizzato e che lei ha detto, c'è un altro tema che sta emergendo e che stiamo analizzando, ed è un approccio laico alla proprietà, senatore, ovvero l'idea che tu crei impresa, la tieni fino a quando hai una vocazione imprenditoriale e la vendita dell'impresa in tutto o in parte per ripartire, è la cosiddetta portfolio entrepreneurship, è un approccio che sta emergendo in questo gruppo di imprese e che potrebbe rappresentare una cesura rispetto e quindi una nuova ondata di sviluppo rispetto all'approccio alla proprietà con la quale abbiamo convissuto. Anche a Padova e a Nord-Est in generale ci sono esempi di persone che appartengono a questa generazione che hanno già iniziato a fare questa operazione. Fondo l'impresa, la faccio crescere, mi trovo un partner per crescere ancora di più e poi valuto se vendere, non vendere, ripartire con un'altra iniziativa. È un autentico cambio di mentalità generazionale. E credo che questo sia uno degli aspetti principali, quelli di far rimanere i nostri cervelli, che possono rimanere chiaramente all'interno, studiano, li creiamo, li formiamo e poi se ne vanno in giro per il mondo, in tutti i settori, soprattutto in questo, voglio dire, no? Dalla sanità a qualsiasi altro. Farli rimanere qui credo che sia l'aspetto fondamentale e questo è compito nostro, dalla scuola, all'università, alla politica e chiaramente all'impresa, quindi a tutta la nostra società. E credo che questo sia l'aspetto fondamentale che abbiamo di fronte e che dobbiamo sicuramente raggiungere. Grazie di questa importante 13ª edizione del Digital Meet, grazie a tutti voi, grazie agli amici che sono qui con me, ma ci vediamo fra poco nel pomeriggio per il convegno con gli altri chiaramente relatori. Grazie ancora, intanto buon appetito per quelli che vanno a mangiare. Buon appetito!